Buongiorno a tutti, sono Anna Matteazzi e sono responsabile della valorizzazione turistico-culturale di Villa Zileri a Vicenza e sono qui oggi per parlare dell'influenza dei Tiepolo nella regione Veneto in coincidenza con l'adesione della regione alla rete dei luoghi dei Tiepolo di cui faccio parte per il comitato di gestione. Questa iniziativa mette in evidenza la preziosa eredità culturale che questa famiglia di artisti ha lasciato nel panorama artistico veneto. Giambattista Tiepolo, insieme ai figli Gian Domenico e Lorenzo, è infatti stato protagonista chiave del Rococò veneto, un periodo caratterizzato dalla ricchezza decorativa, dall'uso innovativo e sapiente della luce e del colore e dalla raffinatezza delle composizioni artistiche. Le opere dei Tiepolo, a partire da quelle del capostipite Giambattista, trovano una varietà di temi che spaziano dalla mitologia alle scene allegoriche, dalle rappresentazioni sacre ai ritratti aristocratici, con affreschi disseminati in luoghi emblematici del nostro territorio. Troviamo la firma tiepolesca in tantissime chiese di Venezia, che ospitano le sue più belle e significative opere religiose. Ma l'artista, prima da solo, una volta raggiunta una certa maturità artistica, anche insieme ai figli e agli aiuti di bottega, ci regala affreschi anche in terraferma, grazie alle numerose commissioni in splendide ville venete, dove dà vita con il suo pennello ad episodi mitologici e classici, fino a raggiungere gli storici palazzi signorili che ne preservano ancora intatti i capolavori. Un esempio unico è dato dal Salone da Ballo di Villa Pisania Stra, dove gli affreschi illusionistici di Giambattista Tiepolo creano un'esperienza spaziale senza precedenti, celebrando prospettiva e colore. O ancora Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, dove gli affreschi di ispirazione neoclassica trasformano gli ambienti in autentici capolavori in cui le scene sono proposte come opere teatrali. Tuttavia, sarebbe riduttivo limitare il contributo dei Tiepolo alla mera cultura visiva in Veneto. Gli artisti, infatti, non si limitano solo alla creazione di opere d'arte straordinarie, ma arrivano a riflettere la loro influenza anche nella diffusione dell'arte nella società. Questo grazie all'apertura verso commissioni anche da parte della borghesia, contribuendo in tal senso a stimolare una sempre maggiore partecipazione artistica che ha consolidato il ruolo del Veneto, della nostra regione, come crocevia culturale nel Settecento. Inoltre c'è da dire che il connubio tra le opere dei Tiepolo e l'architettura nelle dimore venete, spesso circondati da giardini e da parchi storici, dà origine a un'esperienza unica, dove l'arte si fonde armoniosamente con la natura, contribuendo non solo alla bellezza artistica, ma anche alla creazione di un patrimonio culturale ricco di significato e significativo di civiltà. Opere quindi che continuano ad ispirare, educare e arricchire il tessuto artistico e culturale, che necessitano per questo motivo di essere valorizzate al fine di veicolare e tramandare un grande patrimonio storico che arricchisce e contribuisce al disegno unico della nostra regione.